Benvenuti a tutti, nuova puntata del Sid Pod. Siamo qui, finalmente è arrivato il momento con la leggenda della pallacanestro numero, Piero Rondoni. Ciao Piero, Ciao benvenuto. Buonasera a voi, grazie Grazie, dell'invito. grazie a te per essere qui con noi. Devo partire subito con una domanda scomoda, perché ogni volta che facciamo una puntata io faccio chiedere, ma anche quali sono le persone con le quali hai giocato, che è più forte, meno forte, eccetera. E quindi tutti quanti pensano un attimo e dico, vabbè, a parte Piero, cioè come dire, ti hanno eletto come la persona, il giocatore per eccellenza più forte di sempre della Tanti pallacanestro amici, numero. sono amici. Allora, come portare questo fardello, questo peso di essere il king, diciamo? No, a parte il fatto che non penso sia assolutamente la definizione giusta, perché te ne posso elencare tanti altri molto più Ah, forti. poi ti chiedo quali Sì, sono, perché poi... poi ognuno ha le sue caratteristiche. Sì, sì. Io diciamo che sono capitato in un momento propizio, il fisico mi ha aiutato, ho avuto compagni di squadra, allenatori che mi hanno dato una mano, e quindi diciamo che è sempre un connubio di cose che fa sì che poi si realizzi qualcosa. Dal canto mio ho un piccolo rammarico che secondo me avrei potuto ottenere molto di più, però Vabbè, perché non si può ragionare sulle si chiede occasioni sempre perse, tanto, cioè. insomma, a se stessi, ed è giusto così. Come nasce un po'? Com'è la tua storia? Come ti sei approcciato alla pallacanestro all'inizio? Vabbè, come tutti i ragazzini, diciamo, i bambini, anzi di 5-6 anni, ho iniziato a fare un po' mille sport, judo, calcio, e continuavo a farli. Poi un bel giorno ho incontrato questo guru della pallacanestro, questo nano, come l'abbiamo definito mille volte, Giuseppe Goddi, che ci ha un po' così rapito con il suo carisma e il suo modo di fare. Considera che insomma 40 anni fa era ancora più vivace, ancora più energico, Sì. col suo fare molto gioviale, ci ha portato in palestra e da allora è scoppiato l'amore. Però continuavo a fare comunque tante altre cose, perché comunque io lo dico sempre, anche ai genitori, ai bambini, fategli fare tutti gli sport, poi la strada si trova. Sì, Piano sì, piano. sì, Deciderà sì. poi pian piano Certo, qual è lo sport assolutamente. giusto. Vero. Tu sei nato quando c'era Gennargentu, giusto? Sì, sì, Quindi sì. hai avuto modo anche di conoscere la famosa B2. Sì, bellissimo, bellissima esperienza, bellissimo, bellissimo periodo per tutta Nuoro, che come dicevamo prima era una piccola basket city della Sardegna. Diciamo che a Nuoro si respirava basket e Charleston. E quindi diciamo quelli erano i nostri due interessi. Si studiava, ogni tanto anche no, si andava a ferie, ci si divertiva, un bel ambiente, tanti bei giocatori sono passati, non vorrei, ne cito due o tre, però ce ne sono tanti altri, tipo Cempini, Masolo, oltre ai nuresi chiaramente Chironi, Castagna, Certo. Mannoni, Se eccetera, voi avevate eccetera. anche un bel gruppo di giovani nuoresi che sono stati poi Sì. integrati a rotazione. Sì, sì. Beh, eravamo la un bel B2. gruppo, quegli anni 70, Cacciotto, Borlini, Fabrizio Beccu, Luca Pala, che poi sono tutti anche persone molto illustri, chi nello sport, chi nella politica, chi nel settore anche della, della cooperazione, insomma, delle cooperative. Niente, un bellissimo periodo, bello, 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 anzi un po' mi scende una lacrimuccia. E poi in Sardegna che altre esperienze hai avuto? Perché tu hai avuto un trascorso lunghissimo a Olbia. Sì. Però prima di Olbia c'è stato Oristano, ricordo? Sì, sì, beh, diciamo che purtroppo sono troppo legato alla mia terra, alla nostra terra, quindi non sono mai voluto andare fuori, nonostante avessi avuto mille proposte da Caserta, Monfalcone, Trieste. Si andava insomma un po' da tutta Italia, perché in quegli anni comunque guardavano la Sardegna con interesse. Poi c'era un allenatore, non so se vi ricordate, Mario Floris, che allenava a Caserta, che allena ancora a Caserta forse, e che quindi prendeva ogni tanto qualche talento sardo e lo portava su alla Fonola, all'allora Fonola. Invece sono rimasto in Sardegna, ho fatto esperienza a Nuoro, poi sono andato un po' a Sassari a studiare all'università, poi 10 anni a Oristano bellissimi, dove abbiamo avuto soddisfazioni sportive eccezionali e anche personali. E poi di nuovo Sassari, poi Olbia e poi un po', insomma, qualche esperienza a Nuoro. Sì, poi sei tornata, noi Sì. abbiamo fatto qualche anno di C2, Sì, c'era sì. anche Fabrizio. C'era Fabrizio, Sì. c'eri tu, Sì, c'eri Giovanni. sì, ero Sì, sì. giovane. No, bello, bello anche quell'esperienza bellissima, perché tornare a Nuoro è stata un'emozione grande, poi tornare con tutto il gruppo della famiglia Goddi, tutti voi che eravate giovanissimi quando io ero a Nuoro.
Niente, è stato... Per noi ricordo che è stata un'esperienza veramente formativa, comunque parliamo di un altro livello anche proprio da approccio all'allenamento, allo sport. Poi c'era Fabrizio De Gortes. Fabrizio De Gortes, sì, che Fabrizio veniva lo con stesso, te. un mancinaccio, un grande talento, lo stesso Fabrizio, talento inespresso ma fortissimo, molto forte. Anche Fabrizio ha giocato in B2, in B. A Sì, Modena. Fabrizio ha giocato a Modena, un anno in Serie B, poi Ma lui di dov'è? Di Olbia. Ah, di Olbia. Ok, sì. Saudagi è tornato Fabrizio è una persona splendida, un gran cuore, intelligentissimo, però incostante. Sì, che Uso poi un unico aggettivo. alla fine la mentalità da quel punto di vista è quello che distingue dei buoni talenti Certo. da chi magari poi fa un Allenarsi, salto. bisogna allenarsi. Per crescere nello sport bisogna allenarsi, sacrificarsi, cosa che probabilmente non abbiamo fatto noi, perché comunque si vuole ottenere i risultati, ma vabbè, adesso non dico niente di nuovo, perché basta vedere cosa dice Sinner ogni giorno, basta vedere cosa dice LeBron James, Stephen Curry, questi si allenano 10 ore al giorno, mangiano bene, non escono, vanno a letto presto, hanno uno stile di vita che fa sì che diventino dei campioni. Poi Sì, è talento non basta. un tema di sacrificio, magari Certo. molto spesso il ragazzo magari ha paura di non divertirsi abbastanza in quell'età, eccetera, eccetera. Molto spesso appunto vediamo dei talenti Certo. che poi... Deve essere proprio una scelta di vita, no? Sì. Perché comunque devi vivere un po' in funzione Sì, di... sì. Sì. Esatto. Magari privarsi di qualcosa, pre-gara, poi post partita siamo liberissimi di uscire come avevo sempre fatto. Noi sì, ma io penso che... Però secondo me a quel livello no. No, assolutamente no, perché ho avuto la fortuna di giocare con giocatori che avevano avuto trascorso in Serie A. Anche post gara loro erano super controllati, mangiavano in una certa maniera, non bevevano bibite gassate, non bevevano birra, non bevevano vino. Diciamo che noi abbiamo cercato di unire l'utile al dilettevole, un po' molto dilettevole, poco utile, però È un equilibrio, però veramente cioè, più sali di livello più vedi che l'ossessione, l'estremismo è la chiave, no? Per esempio c'è l'aneddoto classico di Kobe Bryant, che loro erano in nazionale l'anno dopo che avevano perso gli allenamenti e tutti quanti comunque loro uscivano tutti gli americani, lui invece si allenava 2 volte prima di allenarsi e da lì come avevano visto l'approccio diverso pian piano qualcuno gli era andato dietro, gli aveva cambiato. con Per quello cui, che arrivava... cioè, che arrivava sempre mezz'ora prima cercando di arrivare prima di lui all'allenamento. Lui- E lui arrivava sempre prima. sì. E quello viveva in palestra, infatti era Kobe Bryant. È Kobe Bryant perché rimarrà poi sempre nella storia. Continui a seguire la pallacanestro a livello NBA, riesci a seguire qualcosa o non ce la fai? NBA no, no, NBA no, Eh, NBA no. Cosa segui? Fai... Eurolega tantissimo, Sì. sono abbonato della Dinamo sfegattato, seguo tutte le partite, domani sarò a tifare contro Brescia, a tifare a favore della Dinamo. Quindi ti piace più la parte europea? il Assolutamente basket europeo? Che differenze vedi? È più basket. Oh vabbè, io dal mio piccolo dico che si avvicina un po' ai nostri modelli, sai, vedere un allenatore come Obradovic, vedere Messina, vedere Scariolo, vedere adesso Banchi, cioè oltre allo spettacolo in campo c'è anche uno spettacolo in panchina, l'approccio, Lato tecnico, tecnico, fondamentale. tattico, i blocchi, ormai il basket NBA fa tutto di pick and roll, che poi neanche pick and roll perché non piccano più, non bloccano più, ormai è tutto Individualità. 1 contro 5, larghi, Isolamento. isolamento, sì. Uno contro uno, ma non è uno contro più. Certo. Invece la pallacanestro è uno sport di squadra, poi si può giocare anche in maniera molto semplice, con un gioco di passaggi e di tagli, senza fare grosse cose, però è uno sport di movimento, di squadra, di collaborazione e quello fa la differenza. Ma infatti, tra l'altro, le squadre NBA che vanno a giocare contro le top 3 di Eurolega comunque hanno serie difficoltà. Sì. È un tipo di pallacanestro molto più organizzato, forse quello Soltanto europeo. che c'è una differenza. Io mi ricordo che sono stato nel 1991 in America, avevo 15 o 16 anni. Sono andato con mio zio, io ho questo zio d'America che c'è ancora, che mi portava le scarpe più belle, le Nike. Quindi un bel giorno mi dice: vieni in America, ti iscrivo a un camp. Mi sono iscritto a un camp. Bello. Sì, mi ha portato in questo camp. Io arrivavo, ero mediamente messo bene fisicamente. E vedevo tutti questi ragazzi di colore che erano 1,60, 1,70. E dicevo: questi me li mangio. Soltanto che a un certo punto ho iniziato a giocare e a lanciare la palla ad altezze siderali. Questi saltavano e ci mettevano la testa sul ferro. Con questo voglio dire, sì, la tecnica, tutto quello che vuoi, poi alla fine bisogna far canestro, prima cosa, perché lo dico sempre. E in seconda analisi bisogna avere un fisico che ti permetta di
giocare a basket facendo atletica, perché poi è quella la chiave. Sì. Cioè, se tu sei un atleta e c'è anche la tecnica, non ce n'è. È lo sport più completo di tutti, e lo dicono anche gli altri, non solo noi cestisti. Quindi poi ci sono queste esperienze che ti fanno aprire gli occhi e dire dove sono finito in un altro mondo. Un altro mondo. Quello è figo. Tra l'altro c'era anche Masseo Baston, che è un giocatore che poi aveva giocato nel Maccabi Tel Aviv, ha vinto 2 volte l'Eurolega, e io ci ho giocato quando avevamo 16 anni e l'ho anche marcato. Bellissimo. Come era? Competitivo già da ragazzino? Il competitivo era fortissimo. Bella esperienza questa. Sì, bellissimo. Interessante. No, tra l'altro adesso è un momento in cui nelle mie comunque gli europei vanno alla grandissima, no? Cioè Jokic piuttosto che Doncic, ma ce ne sono, ormai stanno prendendo piede in maniera importante. Sono i fenomeni quelli. Infatti l'All-Star Game dovrebbe essere così come vogliono proporre per il futuro. America contro l'Europa, per vedere un po', certo. Bello. Sarebbe più bello, più competitivo. Sì. Almeno gli americani iniziano a... Perché poi, sai, lo Star Game cercano di non farsi male, di essere molto poco competitivi tra di loro, si fanno un po'... si rispettano. Sì. Poi siccome contro gli europei avrebbero un po' di pepe in più. Sarebbe un po' più divertente. E questa formula stanno decidendo di... Sì, dal prossimo anno dovrebbero proporre questa formula. Sì. Facciamo di nuovo salto nel nostro emisfero. C'erano delle rivalità particolari che ti ricordi dell'epoca nella quale giocavi, qualche squadra con la quale dicevi cazzo, con questi bisogna... Certo. Entriamo un po' in questo. Vabbè, sì, allora noi diciamo che siamo partiti con le giovanili serie quando si facevano juniores nazionali e cadetti nazionali, quindi noi affrontavamo l'Esperia, la Marbo, Pallacanestro Cagliari, la Dinamo, Sant'Orsola, erano tutte squadre fortissime. Noi eravamo la Cenerentola sempre, e quindi dovevamo un po' sgomitare. Poi è nata una rivalità con la Dinamo importante, perché un bel giorno questi qui sono venuti qua un po' così, sottovalutando, e ce li abbiamo battuti. E allora, tra l'altro era la Dinamo di Emanuele Rotondo, con il quale poi siamo diventati molto amici, tanti altri. Gli abbiamo dato una bastonata e insomma se la sono, come si dice a Nuoro, ghirata. E dal giorno è diventata una bella rivalità tra di noi. Poi non abbiamo più vinto, però. Intanto comunque quel momento è stato... Poi è nata la rivalità quando io facevo parte della Gene Argentu, che è nata in corsa la pallacanestro Nuoro, dei vari Davide Loddo, di Toledo, di Luzzeddu, aiutami, tutti 76, 77, insomma, quei ragazzi là che erano fuoriusciti dalla Gene Argentu hanno fatto la pallacanestro, e quindi c'era la rivalità cittadina anche, dove i derby erano uno spettacolo. Sentitissimi. Sì. Ma io da piccolo ricordo che andavo a vedere i derby e c'era sempre un sacco di gente, anche io mi ricordo, e il livello era abbastanza alto e duro soprattutto. Sì. Anche perché poi c'era sempre la contrapposizione, mi mettevano sempre contro Davide Loddo perché eravamo alti uguali più o meno, e quindi doveva sempre battermi, quindi c'era, vabbè, comunque carino. Io poi con Davide sono talmente amico che quelle cose le ricordiamo ridendo. Certo. E poi da lì nascono i rapporti, Sì, insomma, esatto. le amicizie più belle. Amicizie più belle, quello infatti che poi rimane. Riscontri anche tu la stessa cosa, che poi un po' tutte all'unanimità raccontiamo la stessa... Beh, certo, assolutamente. la stessa dinamica. Rapporti bellissimi con gente con cui sono diventato compare, sono diventato amico per la pelle. Matteo Tosolini, mio compare, è uno che ha giocato qua un anno, poi abbiamo giocato altri 3 anni insieme a Oristano, 2 anni a Olbia. Filippo Gaslini, più tutti i ragazzi di Nuoro, compreso il cui presente Sergio, con il quale abbiamo avuto 1000 scontri e 1000 volte ci siamo chiariti, e poi si inizia un'altra storia. Caratteri forti ci sono sempre, però poi lo sport è sempre bello perché si trova una sintesi di tutto, e tra compagni di squadra e amici si trova sempre la soluzione a tutto. Assolutamente. Ma poi finiva lì in sostanza, Certo, assolutamente. fine allenamento ti chiarisci, quell'episodio è morto lì. Certo. Stavamo parlando a microfoni spenti un po' di esperienze lavorative, personaggi che è difficili da gestire nel mondo delle aziende. Secondo te può aiutare l'esperienza sportiva a poi relazionarsi nel mondo del lavoro in maniera più adulta, più capace, sia dal punto di vista di gestione degli altri che di interazione con i tuoi colleghi, con la tua... Sì. Trovi dei Vabbè, paradigmi? io lo uso sempre come esempio.
Ho avuto la fortuna di giocare in tante squadre, ho avuto la fortuna lo prendo sempre come esempio. Quando in un'azienda c'è la gestione come quella di una squadra, l'azienda è vincente, non ce n'è. Perché i buoni allenatori fanno sì che la squadra vinca, e quindi i buoni dirigenti, i buoni direttori, i buoni responsabili fanno sì che tutto giri per il meglio e soprattutto si trovi una sintesi. Io dico sempre: parliamoci tutti insieme, perché nelle squadre e negli spogliatoi si parla tutti insieme, dicendo anche cose sconvenienti, che poi però possono non piacere sul momento, ma poi si trova sicuramente una soluzione. Spesso nelle aziende si fanno riunioni singolarmente, perché il direttore parla prima con uno, poi con l'altro, poi con l'altro ancora, si riferiscono alle cose, le cose riferite sono sempre le peggiori. Assolutamente. E quindi dico sì, più sport e meno managerialità, perché poi la vera managerialità è quella che c'è nello sport, perché poi lo sport è giusto perché va avanti chi è più bravo, è democratico perché tutti hanno un loro spazio, quindi anche se uno non sa tirare ma sa difendere molto bene, trova spazio. Se uno è un ottimo creatore di gruppo, sarà il 10° uomo, magari non giocherà 30 minuti, però sicuramente farà parte di quella squadra. Far parte di un gruppo, di una squadra, è sempre un privilegio per tutti. Infatti meno direttori e più giocatori, io dico. Quindi più gente che gioca e meno gente che decide. Ne basta uno che decide per tutti. E si trova sempre la soluzione. Da questo punto di vista abbiamo parlato tantissimo di allenatori nel corso delle puntate, secondo me è una cosa che dobbiamo coprire. No? Tu dal punto di vista degli allenatori, quali sono quelli con i quali ti sei trovato meglio? Comunque differenze anche di stili di allenatori? Vabbè, gli allenatori, io ne ho avuto la fortuna di avere allenatori bravissimi, veramente bravi. Io sono stato allenato a parte Giuseppe, perché abbiamo già citato e non vogliamo nemmeno, anche perché è ancora vivo. Ho avuto gente come Bruno Perra, ho avuto gente come Carosi, ho avuto gente come il compianto Guglielmo Roggiani, che purtroppo non è più tra noi, ma è stato un allenatore a cui io devo tantissimo. Ho avuto, non lo so, Guido Novello, che è stato allenatore della nazionale italiana pallacanestro. Ho avuto Bonicciolli, che poi ha vinto lo scudetto con la Fortitudo e che adesso allena in Serie A Scafati. Allenatori fantastici, e ognuno aveva la sua peculiarità, chi puntava molto sulla difesa, chi più sull'attacco, però come ci riallacciamo a quello che dicevamo prima, allenamento. Bonicciolli era un allievo di Tanjevic, quindi vi faccio immaginare cosa si faceva fare. Alle 7 del mattino allenamento, dalle 7 alle 9, poi pausa, palestra pesi, pranzo, riposino e allenamento alla sera. Quindi 3 allenamenti al giorno, non stop, anche la domenica. Noi eravamo un po' così, un po' ribelli, quindi ogni tanto si arrivava un po' in ritardo. Quando si arrivava in ritardo c'era un'ora aggiuntiva di allenamento. Non si scomponeva tanto, però giustamente allenamento. E quello aveva allenato la Stefana di Trieste con Tani, ci ripeto, quindi i vari Fucca, Polesello, Bodiroga, cioè tutti quelli là. Conoscete benissimo, giocatori di un altro pianeta. Secondo te l'allenatore fa la differenza tra il vincere e il perdere? Che ne so, il classico dibattito, Phil Jackson ha vinto tanto perché allenava Michael Jordan e Kobe Bryant, o il contrario? Beh, tutte e due. Tutte e due, perché sicuramente i giocatori, 10 giocatori o 15 giocatori di una squadra senza un bravo allenatore non vanno da nessuna parte. Anche un bravo allenatore un bravo allenatore senza giocatori. Magari quella squadra forte senza un buon allenatore arriva a seconda, terza. O un allenatore bravissimo con 10 o 15 giocatori scarsi non arriva neanche ultimo, probabilmente arriva sotto. I giocatori fanno la differenza. Chiaro. Sì. Però un bravo allenatore mette a punto i dettagli. Okay, sì, secondo me sì. Anche io sono allenatore e purtroppo però come allenatore mi reputo molto scarso. Stai allenando tu? No, ho allenato, ma mi reputo scarso perché un allenatore deve avere la pazienza, che io non ho, deve avere la voglia di comunque di ascoltare sempre 10 persone, più i genitori, più i nonni, più i parenti tutti, quindi deve farsi scivolare tutto addosso e io non ce la faccio.
Quindi a me piacerebbe allenare, però ti dico, meglio che allenino gente che ha più passione di Ma me. magari sei più portato per allenare un ragazzo intorno ai 20 anni, no? Che è già Sì, un po' magari. formato, Sì, che non quello mi c'è più piacerebbe queste di più. dinamiche Sì. familiari, 1000 contestazioni in sostanza, Sì. no? Uno più formato, forse. Perché ormai tanto lo sapete così, insomma, me l'avranno detto tutti quelli che sono seduti qua. Quello è uno dei problemi. E infatti Che ormai sì. abbiamo sempre detto che, forse ne parlavamo con Marco Bassanello, no? Che anche la famiglia deve capire qual è il suo ruolo all'interno della sport del figlio o del nipote che sia, in sostanza, dare spazio all'allenatore e far parlare l'allenatore. Sempre meno questa cosa motivo, avviene, no? Anche dal punto di vista Sì. scolastico, la famiglia è sempre più presente, più invadente, magari lascia meno spazio a quello educativo di... Ma perché tendiamo a mettere forse i ragazzi sotto una campana di vetro quando invece dovremmo Ma più che altro, fargli secondo me, vivere la propria esperienza. secondo me non è che lo vogliono mettere, secondo me vogliono sorvegliare su tutto quello che fanno i ragazzi. E questo è un bruttissimo. Cioè vogliono sorvegliare, vogliono sovraintendere. Cioè, nel senso che ogni decisione del figlio deve avere un'approvazione da parte dei genitori. Invece no. Cioè, noi quando. Vabbè, poi i nostri nonni è ancora peggio, i nostri genitori è ancora peggio. Però noi, quando eravamo ragazzi, meno male, venivamo controllati dai nostri genitori, nel senso, loro si accertavano che noi non facessimo grosse cazzate, poi le facevamo. Però non è che ti controllavano passo passo. Adesso c'è un controllo esagerato, che è deleterio, anche nello sport. Non tutti sono campioni, Certo. meno male, dico. Proprio non c'era neanche il modo di farlo, quindi ti rassegnavi adesso magari anche col fatto che ognuno ha il telefono, no? Quindi tu puoi sapere in tempo reale sempre dove tu fai. Prima non era così. Prima tu dicevi, immagino che sia lì, che sia a casa del Sì. mi hanno detto così, sarà al campetto, no? Che cazzo ne sai cosa lo fai davvero? Sì. Certo, Adesso sì. invece puoi monitorare quella sensazione lì e... Sì, ma poi sempre presenti agli allenamenti, sempre presenti, vanno a prenderli, vanno a riprendere. Cioè non c'è più libertà. La libertà piace a tutti, piace ai grandi, ma piace anche ai piccoli. La libertà non vuol dire che devo fare tutto quello che voglio. La libertà nel senso che mi devo relazionare con i miei compagni, con l'allenatore e prendere ogni tanto anche un calcio nel sedere dall'allenatore, perché io li ho presi, Chiaro. da Geppe Goddi ed anche altri, anche se non fisicamente, ma diciamo in senso lato. Li ho presi e me li sono portati a casa e poi ne ho fatto tesoro. Ogni tanto tornavo a casa col muso, ma mia mamma diceva cosa c'è? No, niente. Qualcosa c'era, però Non andavano, non certo, entrare non è che nel doveva, dettaglio. cioè, sapeva che era una cosa che mi devo gestire io e sapersi gestire poi aiuta in tutte le dinamiche della vita, perché poi se ti sai gestire in campo, ti sai gestire sul lavoro e torniamo al rapporto lavoro-sport. Ti rende più autonomo comunque. Certo, anche perché la risoluzione dei problemi è tutto. Certo. Ci sono degli aneddoti particolarmente divertenti che ti ricordi dell'esperienza di qualche squadra, qualcosa che si può raccontare, perché poi tante cose sappiamo che sono... Qualcosa però non si può raccontare. Non si può raccontare, però... Troppe cose non si possono raccontare. Beh, tutto quello che è Qualcosa. spogliatoio difficilmente si può raccontare. Però se c'è qualcosa... Vabbè, che- un aneddoto carino è che quando andavamo sempre in trasferta con un periodo giocavo con Gaslini, che ripeto è come un fratello per me, chiamavamo ogni volta dopo la partita che uscivamo a fare Valdoria, chiamavamo sempre Bruno Perra alle 2-3 del mattino al cellulare. Bruno Perra puntualmente ci rispondeva, non si sa come facesse, comunque ci rispondeva e ci diceva siete dei coglioni, si può dire, siete dei coglioni. Ciao Bruno, ti volevamo salutare. Questa era una cosa un po' carina. E poi niente, le solite. Che poi Bruno Perra è stato anche tuo allenatore, no? Sì, in tanti anni. Lui come era come Purtroppo l'ho fatto anche esonerare un anno Oh. a Oristano, sì. Purtroppo sì. Eravate entrati in conflitto. No, perché sai com'è, ogni tanto è come adesso quello che è capitato alla Dinamo. Alla Dinamo secondo me è un allenatore bravissimo che i Bucchi. Però poi uno deve scegliere. O mandi via 10 giocatori o mandi via l'allenatore per una scossa. Non è che Bucchi non fosse bravo e questo Markovic sia molto più bravo di Bucchi. Bucchi è bravissimo, è il top. Però bisogna dare una scossa, cosa fai? Mandi via 10 giocatori? No, mando via l'allenatore e spero che cambi qualcosa. Infatti è cambiato. Però a volte le scelte si fanno perché i giocatori sono delle brutte bestie. Delle brutte persone. No, cioè che cioè quando crei il branco poi ti senti invincibile contro società, allenatore, quindi vanno un po' ridimensionate le cose, a volte dire state al posto vostro, andate in campo, non rompete le scatole, date il massimo, difendete, attaccate, giocate per vincere, però a volte capitano queste dinamiche dove ti senti 5-6 giocatori, ti senti un senatore,
ma non sei senatore di niente. Sei solo un giocatore che sta cercando di vincere contro l'avversario. Certo, però queste dinamiche si creano un sacco. Si creano un sacco, Hai veramente sì. ragione. E poi proprio banalmente, come hai detto tu, è un discorso di numeri, cioè se c'hai 11 giocatori che puoi cambiare la squadra completamente, quindi alla fine. E poi c'erano le partite di poker quando andavamo in trasferta, bellissime. C'è un altro episodio di Bruno Perra che tutta la sera giocava a poker e eravamo in Sicilia, ad Agrigento, e lui chiamava questo ragazzo bassottino, Salvatorino, portami da bere, portami. A un certo punto gli dice, ma Salvatorino, erano le 3-4 del mattino, Salvatorino, ma tu domani mattina non devi andare a scuola? No, gli ho detto, io ho 38 anni. Quindi... Non devi andare a scuola. Se ne portava bene. No, sembrava più giovane, probabilmente aveva qualche, insomma. Bellissimo, sì. Era Era più giovane della sua età, fantastico. Salvatorino non doveva andare a scuola, però sai, cioè, insomma, Bruno ne ha, ci può scrivere un libro, no, poi ce ne sono anche altri allenatori che, vabbè, lo stesso è bellissimo episodio con Guglielmo Roggiani, il primo anno di Oristano, che lui mi aveva detto, io ero già Oristano, ero già capitano, ero già super, lui arriva e mi dice un giorno al primo o secondo allenamento, lui siccome voleva dimostrare di essere il capobranco, allora mi ha puntato e a quell'allenamento mi stava sempre massacrando. A un certo punto mi fa, ma dove cavolo ti hanno insegnato a giocare così? Sui monti del Gennargentu. Io non gli ho detto niente. E poi gli ho detto, scusi coach, possiamo andare nello spogliatoio? Siamo andati nello spogliatoio e lui faccia a faccia gli ho detto, guarda che nei monti del Gennargentu avevano le palle grandi quanto la tua testa. Dal giorno era un altro. Cambiato e mi adorava. Figurati che un anno io dovevo andare via da Oristano, dovevo andare a giocare al Sant'Orsola e lui si è opposto, ha detto se non rimane Piero me ne vado via anch'io. Quindi mi voleva tutti questi nelle sue squadre, mi voleva sempre con lui e poi ci adoravamo fino a quando, insomma, poi... Insomma, vi siete conosciuti con questo piccolo... Siamo conosciuti così, perché lui era così. Ed era l'unico che mi invitava a pranzo a casa sua, e l'unico posto nel quale andavo a pranzo era a casa mia. Quindi avevamo un rapporto bellissimo, infatti lo adoravo ancora adesso, è una persona di cui ho sempre un bel ricordo, bellissimo, sì, forte. Vedi, però è nato con un piccolo scontro che poi invece è È nato con uno diventato scontro, bellissimo. un confronto. Sì. E da lì poi è nato un Infatti è la bellissimo costante, secondo me, la differenza proprio tra lo sport e il mondo aziendale e la cosa nella quale si devono contaminare sono queste robe qua. In azienda molto spesso quando capita una roba di questo tipo, invece che unire, divide. Richiamo. Subito richiamo. Sì, mentre Per invece... vedere chi ce l'ha più. Bello, ok. Ci sono delle cose che non abbiamo toccato, cose che ci tenevi a dire, secondo te, che sono cose che vogliamo aggiungere? Allora, io vorrei aggiungere solo una cosa che mi piacerebbe, semplicemente a me dispiace il fatto che in questo momento storico ci siano molte divisioni. Le divisioni non mi piacciono mai, io le soffro sempre. Le divisioni soprattutto per il contesto anche generale, mondiale, poi le facciamo perché ci sono guerre, ci sono contrasti. Nelle piccole realtà ci dobbiamo volare bene. In un contesto come Nuoro, dopo tutto il quadro che voi conoscete meglio di me, assolutamente, fare sintesi, unirsi, fare cose insieme, secondo me porterà solo a benefici. Dividersi non porta a niente. Ma lo vedo a Olbia ci sono 4 società di pallacanestro, dove uno fa mini basket, uno fa under 13, uno fa femminile. Ma che senso ha? Fate un'unica società, unite le forze, andate tutti insieme. Questo è quello che io mi sento di dire per andare avanti, perché sennò avremo sempre meno giovani, che è così, purtroppo è così. Sì. Perché noi quando uscivamo eravamo dei gruppi nutriti di giovani, quindi avevamo gruppi da 30 persone, facevamo una squadra, erano in 15, facevi squadra A e squadra B, adesso non fai nemmeno la squadra A. Quindi unirsi secondo me è tutto. Allora, grazie per averlo detto, perché è un richiamo veramente importante di responsabilità e soprattutto di buon senso, nel senso che in una realtà piccola come quella di Nuoro e in un contesto nel quale comunque le cose si fanno per passione, non certo per un ritorno a livello personale, perché alla fine siamo tutti qui per passione, l'unione fa la forza, anche perché alle persone così viene voglia di mettersi in gioco, di dare una mano, non passa la voglia. Questa è una società bellissima che vive del fatto che la gente fa delle cose
che io comunque adesso vivo a Lugano, sto in giro, eccetera, dove sono di quei posti nei quali comunque nessuno fa niente per niente, no? Assolutamente. Nessuno fa niente per niente. Qua ci sono un sacco di persone che danno tanto e non chiedono niente, no? Questa cosa qua è fantastica ed è anche l'unica modalità per far funzionare alcune cose, perché altrimenti le economie per dare soldi a tutti a destra e a sinistra non ci sarebbero, per cui in un contesto di questo tipo stare uniti e quindi fare le persone vengono pagate con l'intangibile, per il fatto che è bello essere insieme, si creano bei rapporti, che vanno quindi al di fuori. questa cosa qua va tutelata, Sì, è un richiamo all'unione, al mettere da parte delle scaramucce, delle robe che sono successe, tutto sommato è secondo me determinato, quindi grazie davvero per E soprattutto riconoscere anche tutto quello che è stato fatto nel passato. nel passato, che questa società ha 35 anni e quindi c'è una storia enorme, cioè per le persone che Giuseppe in primis, ma è stato circondato da tantissime altre persone che hanno dato l'anima, per chi per alcuni anni, chi per altri, ha un valore enorme. Ognuno ha dato il suo contributo Sì. per costruire questa bella realtà, altre belle realtà che ci saranno a Nuoro, però ripeto, lavorare insieme senz'altro lavorare insieme sarebbe più lavorante, più sì, gratificante. certo, assolutamente. Sì. Okay, grazie mille. Molto Grazie bene. a voi. Grazie a te. Grazie. Grazie a tutti, noi ci vediamo alla prossima puntata del SitPod. Ciao ciao.